Conferiamo il premio speciale di Naghia, donazione Amis all'Archivio della Memoria dell'Immaginario Siciliano. Grazie di questa attenzione. Quando abbiamo ritrovato questo manoscritto in un quaderno molto ma molto vecchio tra le carte di papà a casa, l'abbiamo subito attenzionato, specialmente mio fratello, e ci siamo resi conto che comunque faceva parte della nostra storia di famiglia e della storia di una Sicilia molto molto antica. Parla di un fatto di sangue del 1881, descritto da questo Giuseppe Anile, ovviamente mai conosciuto da noi, perché era il fratello maggiore di mio nonno, e chi fu ucciso in questo fatto di sangue era il mio bisnonno. Questa cosa ovviamente ci ha toccato, poi il manoscritto è rimasto là, mi sono incuriosita, ho detto perché perdere questa cosa che per me e per noi è un pezzo di storia, di valore, non solo per la nostra famiglia, ma potrebbe essere interessante a livello culturale e sociale per la nostra società, e quindi non l'ho voluto perdere, ho chiesto se lo potevo donare e gentilmente mi ha invitato anche stasera, quindi vi ringrazio enormemente dell'attenzione. Grazie mille.